verified pages. 5 pages. Bookmark all my verified pages. 5 pages. In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli. L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli. Thank you guys so much. You're welcome. Well, it does feel air conditioned in there. So. It does. Let's do it. Part because I feel like it's all tourists, like, and it's like, you guys are all. Sì, perché vanno i capputi, vai, vai. Lo so. Forse perciò non è possibile. Non ci sta niente a fare da morire, nata giornata vita e forse un'ora, o piccerilla non vedi più, come si bella lì. Non ci sta niente a fare da morire, nata giornata vita e forse un'ora, o piccerilla non vedi più, come si bella lì. Purtroppo il virus ha preso piede. Tutto il mondo si è trasformato in tanti mostri. L'umanità è ormai alla frutta, a banana, per coca, o mellone. Generale, nulla di nuovo sul fronte orientale. Dove sta l'appuntato inutile scorza di lupina? Purtroppo l'appuntato inutile scorza di lupina è caduto nel burrone. Vietta da faccia e faccia, e sai perché?
farm. A localized distortion in the latent membrane has been recorded at a farm in Missoula, Montana, the result of which appears to be a cross-contamination of genetic code amongst the various animals on the premises. Ministry researchers have confirmed the presence of several chimeral entities in the wake of the anomalous event. Animals involved in the genetic shuffle include horses, cows, pigs, goats, emus, and more. Deformities such as polycephaly and caudal duplication have also been reported amongst the creatures. About 30% of the livestock survived the event, while 70% needed to be euthanized due to the severity of their abnormalities. Farm owners Cheryl and Jonathan Miller have indicated that they intend to make up for these losses by auctioning off the animals at the upcoming Western Montana Fair. Due to their one-of-a-kind nature and potentially unique flavor profile, the Chimera are expected to fetch top dollar among wealthy bidders. This has been a public service announcement from the Ministry of Latent